Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Qualcosa di straordinario sta nascendo dietro le quinte del Napoli. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul giovane difensore Zeno Di Bast dello Sporting Lisbona come possibile rinforzo per gennaio. Il giocatore, classe 2003, ha impressionato di recente nella partita tra Belgio e Italia, attirando l'attenzione per le sue doti difensive e la capacità di contribuire alle azioni d'attacco. Di Bast si distingue per la sua versatilità, essendo in grado di giocare in una linea difensiva a 3 o a 4 giocatori, il che lo rende un'opzione ideale per affiancare Buongiorno nella difesa azzurra. Inoltre, il suo spettacolare gol contro il Lille in Champions League, realizzato con un tiro dalla distanza, è la prova della sua abilità tecnica. La giovane età di Di Bast, appena 21 anni, si inserisce perfettamente nella filosofia del Napoli di investire e valorizzare i giovani di prospettiva. La decisione di investire sul suo talento spetterà al direttore sportivo Giovanni Manna e all'allenatore Antonio Conte, che valuteranno se vale la pena di fare una mossa già a gennaio. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Pensate che Zeno Di Bast sarebbe un valido rinforzo per la difesa? Sarebbe l'acquisto giusto per portare gioventù e solidità alla difesa? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di abbonarvi per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato club.